Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il Cantico delle Creature numero 181. Laudato simi Signore per frate sole e sora luna, frate vento, il cielo e le stelle, per sora acqua, frate fuoco. Laudato si Signore per la terra e le tue creature. Laudato si Signore per la terra e le tue creature. Laudate e benedite, ringraziate e servite il Signore con umiltà, ringraziate e servite. Laudato si Signore per la terra e le tue creature. Laudato si Signore per la terra e le tue creature. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace e la misericordia di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, nella comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi il nostro ordine cappuccino celebra la festa di San Fedele da Sigmaringen, che nacque nel 1577, dopo aver studiato diritto a Friburgo in Germania. Esercitò la professione di avvocato. Entrato tra i frati minori cappuccini, nel 1612 fu ordinato sacerdote. Per 10 anni, su incarico della Congregazione di Propaganda Fide, si prodigò con ardore contro l'eresia dilagante nella Germania del Sud e nella Svizzera. Il 24 aprile del 1622 fu fermato da alcuni eretici che lo volevano costringere a rinnegare la fede cattolica. Così coronò con il martirio una vita ricca di virtù. È il primo martire della Congregazione di Propaganda Fide. Venne beatificato nel 1729 e circa 20 anni dopo venne proclamato santo da Benedetto XIV. Con la sua intercessione, sul suo esempio, chiediamo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità, dei nostri peccati, in maniera di quelli che vanno contro l'impegno dell'unità e della comunione all'interno della Chiesa e tra le Chiese. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente e buono, abbia compassione di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente,
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, che al tuo sacerdote San Fedele, ardente di carità, hai dato la grazia di testimoniare con il sangue l'annunzio missionario del Vangelo, per sua intercessione concedi anche a noi di essere radicati e fondati nell'amore di Cristo, per conoscere la gloria del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Tu invece mi hai seguito da vicino nell'insegnamento del modo di vivere, nei progetti nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Limpida e pura è la tua promessa e il tuo servo la ama. Tu sei giusto, Signore, e retto nei tuoi giudizi. Con giustizia hai promulgato i tuoi insegnamenti e con grande fedeltà. Limpida e pura è la tua promessa e il tuo servo la ama. Uno zelo ardente mai consuma, perché i miei avversari dimenticano le tue parole. Limpida e pura è la tua promessa e il tuo servo la ama. Io sono piccolo e disprezzato, non dimentico i tuoi precetti. La tua giustizia è giustizia eterna e la tua legge è verità. Limpida e pura è la tua promessa e il tuo servo la ama. Angoscia e affanno mi hanno colto. I tuoi comandi sono la mia delizia. Giustizia eterna sono tutti i tuoi insegnamenti. Fammi comprendere e avrò la vita. Limpida e pura è la tua promessa e il tuo servo la ama. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Parola del Signore. In questa festa di San Fedele da Sigmaringa, la liturgia ci propone lo stesso brano evangelico che abbiamo ascoltato domenica scorsa, perché la figura di San Fedele richiama quella di Gesù. Gesù che si presenta come il pastore buono e bello, annunciato dai profeti, che dà la propria vita per le pecore, cioè che espone, che depone la propria vita, che ha il coraggio di metterla a repentaglio per difendere le pecore dal pericolo. A differenza del mercenario che con le pecore non ha un rapporto di amore ma di interesse. Di fronte alle difficoltà abbandona il gregge, si disinteressa delle pecore, lasciandole in balia del nemico che rapisce, che disperde, come è successo tante volte nella storia del popolo ebraico. Gesù, riaffermando di essere il pastore atteso, indica la relazione di amore e di conoscenza che caratterizza il rapporto con il gregge. Si tratta di una relazione che afferma il primato dell'amore di Dio, il quale in Gesù dimostra piena disponibilità ed accoglienza, non soltanto per una porzione di umanità, come poteva essere il popolo ebraico, il popolo di Israele, ma per tutti gli uomini e per tutte le donne, un atteggiamento quindi di apertura globale, universale. E ho altre pecore che non appartengono a questo ovile, anche quelle devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Quindi la missione universale di Gesù, mandato dal Padre a riunire tutti i popoli, di qualunque razza, di qualunque nazione, perché ogni uomo e ogni donna è creatura di Dio, è figlio di Dio, è figlia di Dio. E Dio ama ogni creatura, ogni persona, con amore indistinto, personale, ma universale, uguale per tutti. Il recinto è Israele, ora però in Gesù quel recinto è aperto, ma non per costituirne un altro, per creare altre barriere, perché si parla infatti di un solo gregge che abbraccia tutti, senza distinzione di razza, di nazionalità, di religione, senza barriere. E la missione di Gesù è anche la missione della Chiesa. Sentite cosa scriveva 60 anni fa, nel 1964, il Concilio Ecumenico Vaticano II nella Costituzione Lumen Gentium. La Chiesa è in Cristo in qualche modo il sacramento, ossia il segno, lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Questa è la missione della Chiesa.
essere in qualche modo sacramento, segno, strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Missione della Chiesa tutta intera, Papa, Vescovi, ma anche ogni battezzato, essere strumento di unione dell'intima comunione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Allora ciò che costituisce l'appartenenza al gregge non è dato dal recinto, dentro o fuori, ma piuttosto dalla relazione con il pastore buono. È da questa relazione che nasce il nuovo gregge universale. Chiediamo l'intercessione di San Fedele, vittima delle lotte tra cristiani in Germania e in Svizzera. Chiediamo al padrone della messe che non faccia mai mancare alla sua Chiesa pastori secondo il cuore di Cristo. Canto al numero 55. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a te nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, che possiamo offrirti, nostro Creator. Ecco il nostro niente, prendilo, Signore, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Padre, questo sacrificio che ti offriamo nel ricordo di San Fedele e donaci di esprimere nelle opere la passione del tuo Figlio che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, E con il tuo in spirito, alto i nostri cuori. rivolti al Signore, Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio onnipotente ed eterno, nella memoria gloriosa di San Fedele, che nel tuo sapiente consiglio hai chiamato a dedicare ogni cura alla crescita della Chiesa, corpo di Cristo e sposa senza macchia. Ai tuoi figli annunziò con fedeltà il Vangelo di salvezza e li nutrì dei divini misteri, perché nella comunione della vera fede e nell'operosità di un amore sincero si rivelassero al mondo come tuoi discepoli, eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo. Uniti a questo servo, con gli angeli e i santi, ti eleviamo, o Padre, l'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli
dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti delle famiglie Ruzza, Mazzoni, Borella, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Fedele e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Agnello di Dio che togli i peccati. Abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Dona di noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Prepariamo il canto di comunione al numero 69. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore. Godiamo esultanti nel Signore. Temiamo e amiamo il Dio vivente. E amiamoci tra noi con cuore sincero. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo. Evitiamo di dividerci tra noi, via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi, Cristo Dio. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Chi non ama resta sempre nella notte e dall'ombra della morte non risorge. Ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli nella luce. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Preghiamo. O Dio nostro Padre, per la potenza misteriosa di questi sacramenti, confermaci nella fede per la quale San Fedele lavorò instancabilmente fino alla morte, per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi accompagni e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Date gloria al Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Immacolata,
Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, tra le tempeste, tu guida il cuore di chi ti invoca, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Jesus.